campesinos, i minieri, per raccogliere la forza della Pachamama, la forza della terra, per prendere della coltivazione dei prodotti dell'agricoltura con maggiore quantità. Prendevano il foglio di coca, un po' di ciccia, un po' di alcol. Ya la vacuna presente. La expresione simbolica dei minieri. Acompañado con gli applausi. Le storie dei minieri sono valori, tante famiglie, tanti bambini che lavorano nelle miniere, genitori che hanno lavorato dentro per cercare di rimanere qualcosa, per guadagnare la migliore della giornata. Y adesso viene il ballo potosino, la gioia, l'allegria. Qui si fa festa della Bolivia, con questo ballo che viene dalla città di Potosí, dal freddo al caldo dei 38 gradi di Milano. Ahora que le queda solo y olvidado, a pesar de que viene con la acompañar, porque para este mundo yo no sé nada, nada para que se esté mundo, porque nací para tener tu destino, sacrificando mi vida en la vida, dinero como mi padre y mi abuelo. In questa vestimenta, questi indumenti sono fatti della lana dell'alpaca, tutti fatti a mano naturalmente. Questa agrupazione è composta da gente italiana e fratelli boliviani che sono nati in Bolivia e sono cresciuti in Italia, però che hanno lasciato le sue radici, che portano nel cuore, nel profondo del cuore, la nostra Bolivia, forza Bolivia! Y me vuelves a buscar, tu cinismo es natural. Búscate otro que esté en corazón, o sea, quien lo quiera. Y me vuelves a buscar, tu cinismo es natural. Búscate otro que esté en corazón, busca quien lo quiera. Forza Yana Pagula!
Questa agrupazione, ogni presentazione che fanno, raccolgono i soldi per aiutare i bambini poveri nella città di Potosí, Bolivia. Grazie mille, Gianna Pacuna. E adesso rimaniamo nella città della Paz, Bolivia, andiamo a ricevere
querida Bolivia, la guardada se confió. Si tu mirada me siento perdido, si tu sonrisa no encuentro caminos, sabes que te amo tanto y no voy a vivir sin ti. Sol. Muchas gracias a la agrupación 5, que de esta manera hemos llegado a la recta final de los festejos del aniversario de Bolivia, 190 años de independencia. Agradecemos a nuestras autoridades, al viceministro de Comercio Exterior.